Martedì sera una ragazza è stata investita da un'auto, è stata praticamente buttata giù sul fosso. Via Camalò, Paderno di Ponzano. Dopo l'ennesimo incidente esplode la rabbia dei residenti. Tragedia sfiorata stavolta. La 24enne investita ha riportato varie lesioni, ma se la caverà. Non è stato purtroppo così per le altre 4 persone che nel corso degli anni qui hanno perso la vita. L'ultima vittima, Ryan Cerquetti, aveva 18 anni appena, travolto da un'auto mentre in sella alla bici stava andando a portare una rosa alla fidanzatina. Le sue scarpe sono ancora qui, sul ciglio, quasi a fare da monito a chi si avventura sulla strada della morte. Ryan è morto miseramente solo per il fatto di essere in bicicletta lungo una provinciale. Ci rappresenta un po' tutti per i rischi che corriamo quotidianamente. All'indomani della tragedia uno striscione chiedeva la pista ciclabile invocata da anni dai residenti. Nulla si è visto e per le 350 famiglie che vivono in quest'area è un incubo quotidiano per i ragazzi che devono andare a scuola come per gli anziani che vanno in paese. Terribile, ogni mattina cammino sul ciglio della strada e rischio sempre di essere investita perché comunque all'orario in cui vado a prendere l'autobus passano macchine di persone che vanno a lavoro, camion. Tutte le mattine andando a scuola i camion ci sfiorano letteralmente, ci sono poi anche le vampate d'aria e siamo sempre in mezzo alla strada. Una volta mi è successo che un camion stava venendo contro di me e comunque io ho dovuto addirittura attraversare il fosso e andare su un tombino per spostarmi perché sennò non mi vedeva e mi prendeva. Pista ciclabile, quella è essenziale perché perlomeno sennò si rischia la pelle tutti i giorni. Non è il limite dei 70 che rispettano, vanno sopra i 100 quando passano di qua. Sicché non ci si può permettere di andare in bici in questa strada. Chi prende l'autobus deve attraversare la strada e qui, oltre al danno, c'è pure la beffa perché le strisce pedonali non ci sono più, cancellate mesi fa dalla provincia perché non erano a norma. I residenti, dopo raccolte firme, appelli, petizioni, non vogliono più aspettare. Non si può andare avanti così, non si può di nuovo aspettare che muoia una vita, muoia un giovane. Bisogna darsi da fare e bisogna intervenire, bisogna fare queste piste ciclabili. Nessuno ci dà una mano, aspettiamo che arrivi per l'ennesimo morto?